Conferenza stampa di presentazione della mostra Gli Etruschi e i Veneti, incontri di civiltà nella giornata di apertura, quantomeno per la vernice per la stampa, a cui ha presenziato anche il Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Una mostra davvero attesa che andrà avanti per tutta la primavera e l'estate fino anche a parte dell'autunno e che poi va ad affrontare soprattutto un incrocio di civiltà, come detto, e un punto di contatto tra due diverse civiltà che hanno portato poi a ulteriori sviluppi con i romani, etruschi e veneti. È un dialogo tra popoli che evidenzia come tra il fiume Po e l'Adriatico non fossero confini ma vere e proprie autostrade liquide che permettevano un transito di manufatti in bronzo, ceramiche raffinate e soprattutto anche modelli sociali. Un'eccellenza artigiana con i bronzi veneti e le ceramiche etrusche di importazione, testimonianze di aristocrazia colta e che condivideva il gusto per il banchetto e la ritualità, e poi identità e integrazione. Attraverso iscrizioni in corredi funerari emergeva il ritratto di una Padania antica, multiculturale, dove l'influenza etrusca aveva agito da catalizzatore per l'evoluzione delle strutture urbane venete. Esponiamo per la prima volta 57 reperti inediti restaurati per l'occasione con il contributo di Fondazione Musei Civici di Venezia e provengono da San Casciano ai Bagni. L'eccezionalità è comunque presente perché per la prima volta questi reperti dialogano tra di loro e per la prima volta abbiamo anche reperti che provengono dagli stessi edifici che però sono stati, come dire, divisi lungo la loro storia e oggi si ritrovano assieme, quindi è eccezionale soprattutto per questo motivo, ma voglio ricordare che è una mostra aperta al pubblico, c'è un apparato didascalico veramente didattico perché è una mostra che vuole avvicinare il mondo del passato all'oggi. Non a caso abbiamo l'Arazzo di Giovanni Bonotto che chiude questa mostra, ma soprattutto è una mostra, un'esposizione che vuole approfondire certe tematiche, la resilienza, l'inclusività, e tutto avveniva in questi santuari dove l'acqua è l'argomento comune, sia che ci si trovi in Etruria che ci si trovi nella civiltà veneta. Ci insegna che l'antico è sempre presente, che Venezia è il centro delle arti e della promozione di grandi relazioni culturali, che il rapporto tra gli antichi etruschi e i veneti era un rapporto forte e naturale e che spiega quali sono le origini della civiltà italiana, che poi ovviamente ha trovato in Roma la sua perfetta sintesi. E ci dice anche qualcosa di più, ci dice che servono istituzioni consapevoli per riuscire a mandare segnali di relazioni, di partecipazione, di dialogo e di confronto attraverso la cultura, e ovviamente la cultura antica è la cultura che ha maggior cose da insegnarci.